Appello al dialogo, collaborazione, confronto costruttivo e addirittura filo governativi. Doveva essere il giorno dello strappo dei sindaci veneti con il governo, con il primo cittadino di Venezia rientrato dalle ferie in fretta e furia che convoca una riunione a 12 ore da Ferragosto, con il sindaco di Padova che annunciava di fare causa al governo. A sentire gli stessi primi cittadini all'uscita dalla riunione di Caffarsetti sembra passata un'epoca dallo scorso fine settimana. Ricerca di un dialogo con il governo che alla fine dia semplicemente la conferma che questi fondi sono a disposizione anche se in questo momento congelati. Siamo qui per un gioco di squadra, ora credo che il confronto debba essere con il governo costruttivo per portare a casa i risultati e lavoriamo tutti insieme in quella direzione. Sicuramente dobbiamo difendere gli interessi dei cittadini, ma si fanno avendo un atteggiamento filogovernativo e assolutamente disponibile, per cui nessuna polemica, nessun tipo di manifestazioni contrarie o cose del genere, semplicemente stiamo rilevando che sono delle cose, credo che si possano fare, lo stesso governo probabilmente potrà trovare quale che sia la strada per in qualche modo almeno fare le cose che sono già state avviate. Nel capoluogo berico, arrivato tra le prime 4 città del Veneto, erano stati promessi 17.794.000 euro di finanziamento. I fondi dovevano servire a rigenerare aree dismesse, trasformandole in un percorso verde che parte dall'ex colonia Bedin Aldighieri per procedere verso Campomarzo, via Torino, il PP6 e il PP7, via Cengio, l'area ex Zambon, il Parco della Pace, l'ex scuola elementare di Laghetto fino all'ex centrale del latte, senza tralasciare le serre di Parco Querini con il Parco dell'Astichello, una vera e propria rivoluzione che i fondi del comune avrebbero solo permesso di sognare. La verità tra 15 giorni, quando il provvedimento sarà esaminato dalla Camera dei Deputati.